Canareggio si è sviluppato sulle rive del Canal Regio che univa la laguna al Canal Grande. L'origine del nome deriva dall'antico Canaricium, ossia il luogo ove crescevano le canne di bambù in grande quantità, grazie all'abbondante acqua dolce dei principali fiumi che in laguna sfociavano. La famiglia nobile Malipiero si insediò in questa zona paludosa per iniziare a costruire imbarcazioni. La canna veniva utilizzata per impermeabilizzare il fasciame delle navi, miscelandola alla pece. Casa del Tintoretto, ove abitò per 3 anni, nonostante la leggenda che lo voleva abitata da fantasmi di bambini. Corte del Cavallo, ove lavorò lo scultore Alessandro Leopardi, il tagliapietra delle 3 basi dei pennoni in piazza San Marco. La statua di Giacomo Paolo Sarpi, in campo San Fosca. Dovete sapere che a Venezia c'è solo una piazza, quella di San Marco. Gli altri spazi si chiamano campi. Sarpi era un frate che difese Venezia nel contrasto religioso con il Papa Paolo V, che prevedeva rigore verso gli eretici che invece la Serenissima Repubblica tollerava mentre era insofferente di papi e re che potevano interferire nella sua libertà e nel suo diritto a legiferare sui beni della Chiesa, giungendo persino a condannare i preti colpevoli di reati, fedeli al motto prima veneziani, poi cristiani. Tuttavia, ai parroci portava rispetto. A loro, per esempio, erano affidate le chiavi dei pozzi, da cui si attingeva l'acqua potabile. Nel linguaggio popolare il prete veniva anche detto piovan, ossia custode dell'acqua piovana che li alimentava. Ca Vendramin Calergi, ora sede del Casino vicino a Campo San Fosca, ospitò Richard Wagner e ivi morì nel 1883. Il musicista amava Venezia e frequenti erano le sue permanenze dal 1858. In una occasione scrisse alla moglie Cosima che sarebbe stata cosa bella per lui se lo si trovasse morto in questa città. Il suo desiderio fu esaudito ed ora riposa nel cimitero dell'isola di San Michele. Casa delle Colonne, a poca distanza dalla chiesa dei Santi Apostoli, e dimora del doge Marino Falier, cui venne tagliata la testa nel giorno del 17 aprile 1355, per aver tramato contro la Repubblica nella speranza di diventarne signore assoluto. Nel salone del Gran Consiglio a Palazzo Ducale, al posto del ritratto del doge Falier, penzola un drappo nero su cui sta scritto in latino «Hic est locus marini feleti, decapitati pro criminibus», una onta indelebile per uno dei 120 dogi che governarono Venezia. Chiesa di San Giobbe. Opera di Lombardo realizzata tra il 1470 e il 1500, sorta come oratorio di un ospizio voluto da Zuan Contarini, è tuttora funzionante per l'assistenza degli anziani. La chiesa venne affidata ai francescani. Della prima chiesa gotica rimangono alcune bifore sul fianco sud, le lesene esterne all'abside ed il campanile. Dello stesso periodo, ossia 1378 circa, è la parte superstite del chiostro con il portico e la sala capitolare,
Pietro Lombardo intervenne ampliandola e trasformandola in uno dei primi esempi di architettura rinascimentale veneziana, notevole per particolari di rara eleganza costruttiva e decorativa come il portale sulla facciata, il bellissimo presbiterio, le due cappelle laterali. Il presbiterio è l'area che separa i sacerdoti dai fedeli e coincide con il punto di innesto ideale della croce che la chiesa basilicale simbolicamente rappresenta. Sul lato sinistro vedrete un raro esempio di arte toscana nella cappella degli Martini. Tessitori di seta provenienti da Lucca portarono a Venezia la decorazione della volta in terracotta policroma dei Della Robbia, celebri scultori toscani. L'altare è di Antonio Rossellino. Di fronte alla cappella Martini si trovano 3 grandi pale d'altare, la Sacra Conversazione di Giovanni Bellini, la Presentazione al Tempio di Vittore Carpaccio e la Preghiera nell'orto di Marco Basaglia. Ora, le 2 ultime opere sono state rimosse e le troverete nella Galleria dell'Accademia, il museo di cui parleremo nell'apposita sezione. Una Natività del Savoldo del 1540 orna la Cappella Contarini. Il ghetto ebraico. Venezia fondò la sua fortuna sul commercio fra Oriente e Occidente, per cui non poteva non essere ospitale o almeno tollerante con i popoli stranieri. A ognuna di queste comunità assegnò palazzi o aree, come il Fondaco dei Turchi, la Salizzada dei Greci, il Fondaco dei Tedeschi. Gli ebrei della diaspora furono relegati in un quartiere il cui accesso era chiuso da portoni. All'interno potevano praticare liberamente le loro attività di commercio, le professioni, in particolar modo quella del farmacista e del medico. Abili nella fusione dei metalli, producevano i cannoni per la Serenissima e il nome ghetto pare derivi dai getti del metallo fuso. Furono abili finanziatori, apprezzati dottori, straordinari scrittori. Si arricchiranno, tanto da realizzare ben 5 scuole che non potevano chiamare sinagoghe. La più antica è la scuola grande tedesca del 1528. Seguirono la scuola spagnola del 1555, ricostruita nel 1654 dal famoso architetto Baldassare Longhena, così come fece per la scuola levantina, i cui intarsi barocchi in legno furono del maestro Andrea Brustolon. Un'ultima curiosità prima di uscire dal ghetto. La maschera italiana di Pantalone si fa risalire al bizzarro abbigliamento dei commercianti ebrei che, recandosi a noleggiar battelli o finanziar mercanti per farsi riconoscere nella piazzetta di San Marco, dove avvenivano le transazioni, oltre ad indossare lunghe palandrane, reggevano in mano un'asta con un leone in punta, punta di leone, nel tempo trasformato in Pantaleone. Chiesa di Sant'Alvise, di impianto gotico con interventi seicenteschi, le tele del Tintoretto e le tempere del Quattrocento. Nella visita ci preme segnalarvi il coro pensile con le sette grate settecentesche in ferro battuto che proteggevano le suore di clausura dalla vista del mondo, come forse più di un harem islamico. Per lo più le suore erano costrette dalla famiglia nobile a prendere i voti. La loro reclusione forzata, specie delle primogenite, consentiva di mantenere intatto il patrimonio dei patrizi. Conserva una predella composta da 9 tavolette con episodi della vita dei santi. Una piccola informazione. La predella è la parte sottostante alla tavola. La tavola principale rappresenta il santo. La predella aveva una funzione esplicativa.
una specie di fumetto che spiegava la storia della figura sovrastante. La ingenua semplicità ricorda i primitivi ed alcuni attribuiscono il lavoro a Vittore Carpaccio. Troverete un ulteriore capolavoro religioso del Tiepolo nella tela della Passione di Cristo. Fermiamoci sul Gesù caduto oppresso dal peso della croce, il movimento degli aguzzini che predispongono le corde per innalzare il patibolo, la figura di un uomo con la tromba che chiama a raccolta il popolo, tutto un mondo in movimento intorno al Cristo caduto, la grandezza del suo silenzio, del suo sacrificio, mentre attorno turbinano vanamente gli uomini destinati a svanire nel tempo. Campo dei Mori. Delle 3 statue un tempo dipinte, una di queste è collocata in una nicchia quattrocentesca, appoggiato alla casa del Tintoretto. Chiesa della Madonna dell'Orto, esempio del gotico tardivo, ricca di capolavori del Tintoretto. Madonna dell'Orto del XIV secolo fu costruita dal frate parmense Tiberio, ritoccata nel XV secolo. In origine era dedicata a San Cristoforo. La ricca facciata è una delle meglio conservate tra gli esempi del gotico veneziano. A questo si accostano elementi di vari periodi con il risultato di rara monumentalità. Le 2 robuste lesene centrali, quasi contrafforti, danno slancio verticale, accentuato dalle nicchie rampanti di ispirazione romanica. Del tardo gotico sono i 2 finissimi finestroni ai lati della chiesa ed il portale che, tuttavia, nella trabeazione presenta elementi rinascimentali. Le numerose statue sulla facciata sono una piccola raccolta di capolavori. Sopra il portale troneggia la statua di San Cristoforo attribuita a Bartolomeo Bono ed ai lati le figure della Annunciazione sono probabili opere di Antonio Rizzo. Curioso è il campanile con la cupola a cipolla di sapore orientale. L'interno è molto semplice, 3 navate con copertura piana, numerosi dipinti del Tintoretto nel loro sito originario, di cui parleremo nell'apposita sezione delle opere d'arte in sito. Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. Completata nel 1400, venne eretta dai frati domenicani ed è tra le maggiori chiese gotiche di Venezia. Di dimensioni quasi uguali a quella dei frari, la costruzione iniziò verso la metà del Trecento. La pianta basilicale è a 3 navate con transetto con 5 cappelle absidali. Altre cappelle si aggiungono sul lato sud, mentre sul lato nord si apre il chiostro del convento. La facciata, alta e nuda, contrasta con la rigogliosa fronte della scuola di San Marco. Tuttavia il portale, con colonne di recupero da Torcello, doveva essere l'inizio di una nuova facciata, iniziata nella seconda metà del Quattrocento dal Gambello e mai conclusa. Il fianco, scandito dai costoloni, presenta una complessa volumetria che si completa con piccole costruzioni, tra i quali la scuola di Sant'Orso.
L'interno ha una volta a crociera, sorretta da 10 pilastri, di cui 2 trilobati. La chiesa è il vero Pantheon veneziano, arricchito da monumenti funerari e opere d'arte di varie epoche, dei maggiori artisti quali Bellini, Lotto, Veronese.